12 rinvii a giudizio, 5 archiviazioni. Un altro punto fermo nell'inchiesta sul caporalato aperta dalla Procura della Repubblica di Padova nel luglio del 2021, una bufera che si era abbattuta su due aziende del Padovano, tra cui Grafica Veneta SPA di Trebaseleghe. Tra le 5 posizioni archiviate, non essendo state raccolte prove a suo carico circa la consapevolezza della situazione dei lavoratori stranieri, scrive il procuratore di Padova Antonino Cappelleri, anche quella del titolare di Grafica Veneta Fabio Franceschi. 11 gli arrestati nel luglio del 2021, coinvolti a vario titolo in un'indagine condotta dai carabinieri di Padova sullo sfruttamento di un gruppo di lavoratori pakistani da parte di due connazionali titolari della BM Service di Trento, uomini costretti a turni di 12 ore di lavoro senza indennità e in caso di ribellione picchiati e sequestrati. Tra gli indagati il titolare della BM Service Badar Arshad Badar di 55 anni e i due figli tutti ancora in carcere, indagati per rapina, sequestro di persone, estorsione, violenza privata, lesioni personali. Altri due indagati, Giampaolo Pintone e Giorgio Bertan, rispettivamente responsabili della sicurezza e amministratore delegato di Grafica Veneta, lo scorso ottobre avevano patteggiato una pena di 6 mesi commutata in 45.000 euro di multa per sfruttamento del lavoro.